La violenza giovanile è un tema in realtà eterno, di cui si è sempre parlato poco, ma che in realtà nei secoli è sempre stata presente, generazione dopo generazione, e ha assunto nelle generazioni precedenti forme tragiche e strutturate, ad esempio le guerre, ad esempio i periodi appunto delle grandi conflittualità politiche e sociali anche nel nostro paese. Quello che sta succedendo adesso è che mancano questi grandi riferimenti, questi grandi corpi intermedi, e quindi la violenza diventa un pochino più frammentata, percolata nel quotidiano, e la diffusione anche ad esempio appunto di armi bianche come i coltelli, che è un fenomeno che era iniziato in Inghilterra alcuni decenni fa e che sia poi un po' più diffuso, rischia di creare ulteriori elementi di rischio. Il ragazzo, il giovanissimo, il giovane hanno un minore controllo degli impulsi, soprattutto in situazioni alterate, quando hanno bevuto, quando sono in un gruppo sociale che li spinge a fare determinate azioni, in cui viene sottovalutato il rischio e le conseguenze a lungo termine dei propri comportamenti. Se questo fenomeno si associa anche al possesso di un'arma, chiaramente le conseguenze diventano molto più importanti, e vediamo che le giovani generazioni e gli adolescenti tendono spesso a esprimere il loro disagio in maniera esternalizzata, cioè con atti di violenza verso se stessi, quindi autolesionismi, oppure atti di violenza e di aggressività verso terzi. Chiaramente questo è un tema che va assolutamente attenzionato.